Questo è lo stand di Veneto-Agricoltura, uno stand che è stato fatto qui a Longarone Fiere, in questo quasi numero zero di questa nuova fiera dedicata alle foreste, Festival e Fiera della Foresta, in questo caso in particolare dedicata anche all'emergenza della foresta vaia, ma Veneto-Agricoltura ovviamente propone tutta la sua attività e allora andiamo a capire il senso di questa presenza. Allora Ministro, lei da pochi giorni è Ministro, ma soprattutto è qui in casa a visitare una fiera importante. Beh sì, per forza, abbiamo avuto questo importantissimo invito da parte della Fiera di Longarone. Questa è la prima fiera che riguarda un settore così importante che si dimostrerà importantissimo per il futuro. Abbiamo avuto una gravissima crisi lo scorso anno con la tempesta Vaia. Oggi abbiamo una grandissima opportunità di poter costruire un nuovo settore economico attraverso la capacità dimostrata in quest'ultimo anno. Io mi auguro che sempre di più possiamo dimostrare come Belluno, ma come tutta Italia, che il settore del legno è un settore importante nel quale poter creare una nuova catena e anche diminuire la parte dell'importazione. Sembra che vi siano 3,75 milioni di metri cubi importati ogni anno di legno, avendo noi invece delle foreste che non vengono assolutamente curate. Allora dobbiamo sicuramente riprendere in mano e creare delle nuove opportunità per poter vivere in montagna. Qui siamo nel demanio forestale regionale, che è grande a livello nazionale, molte regioni hanno boschi. Ecco, forse dal suo punto di vista, rivalorizzare il demanio in generale, ma soprattutto quello forestale regionale? La risorsa come i nostri boschi, le nostre foreste, il nostro demanio deve essere verificata in maniera opportuna, resa sostenibile e in qualche maniera riuscire a mettere a sistema tutte le nostre capacità, che sono veramente tante in questo Paese. Un festival sulla foresta forse mancava, però c'è voluta una tempesta terribile perché questo accadesse. Sì, effettivamente la consapevolezza pubblica condivisa dell'importanza di occuparsi delle foreste si è creata ed accresciuta dopo questo evento ed altri eventi che si stanno susseguendo. Tutta l'estate abbiamo parlato dei problemi delle foreste amazzoniche e della Siberia che bruciano e la sensibilità media delle persone che non si dedicano alle attività forestali normalmente si è molto accresciuta. Purtroppo non ci vorrebbero eventi come questi per aumentare l'attenzione, ma è successo e noi cerchiamo di rendere un problema un'opportunità. Allora possiamo delineare velocemente 2 o 3 punti sulla prossima politica forestale? Sicuramente noi stiamo elaborando i decreti attuativi del testo unico, in questo ci sarà la strategia forestale nazionale che avrà un respiro ventennale e darà gli obiettivi e le priorità della politica. Il documento è in stato avanzato di redazione con la collaborazione di tutti perché è un gruppo di lavoro che sta lavorando, ma sarà poi penso alla concertazione. Qualche punto? I punti principali stanno sulla gestione forestale sostenibile, la formazione del personale, la tutela, io la chiamo asimmetria variabile delle foreste. Famose funzioni della foresta. Esattamente, le funzioni della foresta che sono multiple, oltre a quelle di regalarci l'ossigeno, di accorpare l'anidride carbonica, di diminuire le ondate di calore, di accogliere sotto il fogliame alcuni inquinanti rasoterra. E l'altro obiettivo grandissimo che si avvicina a quello che è stato definito dalla Strategia Nazionale del Verde Pubblico è creare foreste urbane che dalle città diminuiscano l'inquinamento e le difficoltà delle città, ma si allunghino in una specie di rete verso i boschi che in Italia sono principalmente in collina e montagna. È vero che è regione per regione, ma un tutt'uno. Intanto Veneto Agricoltura è federato in una federazione di enti analoghi che ha un grande risvolto anche a livello europeo e quindi fare rete è importantissimo perché la dimensione del demanio, inteso in senso ampio, forestale è una dimensione importantissima. È chiaro che qui si sperimentano le migliori tecniche, le migliori pratiche, se ne vedono gli effetti e poi si propagano agli enti diversi dal demanio o addirittura ai privati.
Veneto Agricoltura non poteva mancare, primo perché siamo i gestori di quelle che sono le foreste demaniali della Regione Veneto, quindi siamo sicuramente direttamente interessati. Gestiamo i vivai forestali per quanto riguarda le piante che potranno essere poi anche eventualmente piantate per la rinascita dei boschi e abbiamo aderito molto volentieri a questo progetto Zero che l'ente Fiera ha voluto lanciare per parlare di foreste, per parlare del dopovaia, per parlare di meccanizzazione, per parlare di rinascita dei boschi. Sono temi sicuramente molto importanti, Veneto Agricoltura non poteva mancare perché crediamo vivamente che da il grande disastro della tempesta Vaia possano nascere delle buone opportunità per tutto quello che è il territorio, ma soprattutto per le foreste del Veneto. Come mai avete messo a punto anche un marchio pianta nativa? È il nuovo brand che sta lanciando Veneto Agricoltura, quello di pianta nativa, che sono queste piante certificate per tutta la filiera, dalla raccolta del seme fino alla piantumazione della pianta, per dimostrare la pianta autoctona vera del territorio del Veneto, importante per la rinascita dei boschi. Sono molti quindi gli schianti che la tempesta Vaia ha fatto anche su territori di Veneto Agricoltura. Qui ci troviamo nello stand di Veneto Agricoltura in questa bella fiera, la prima fiera delle foreste a Longarone Fiere. Però per ricostruire questi boschi, come avete scritto voi di Veneto Agricoltura, ci vogliono le piante. Sì, le piante le può portare la natura e se noi non facciamo niente la natura farà i boschi che vuole. Se vogliamo fare i boschi che vogliamo noi, se vogliamo soprattutto anticipare i fenomeni di cambiamento climatico che cambieranno completamente le fasce di vegetazione, noi dobbiamo dare una mano alla natura e quindi ci sarà bisogno di milioni di piante nei prossimi anni per ricostruire correttamente le aree interessate da Vaia. Il problema è quali piante? Perché il rischio è quello che pur di piantare si compri la prima pianta che si trova sul mercato, invece con le piante non è così, perché devi veramente avere la garanzia della risorsa genetica che stai usando, quindi da dove viene quel seme, a quali suoli, a quale clima è adatto. Ecco, per certificare tutto questo, Veneto Agricoltura alcuni anni fa, prima di Vaia, in tempi non sospetti, aveva lanciato un'iniziativa di un marchio che garantisse l'origine delle piantine che noi andremo a piantare. Un marchio che ha la caratteristica di poter essere usato non solo dalla vivaistica pubblica, quindi dai vivai come quelli di Veneto Agricoltura, ma poi può essere usato anche dai vivai privati. Pensiamo a una filiera dove il pubblico si occupa del seme, si occupa della piantina appena nata e poi cede a dei vivai privati con un marchio che identifica quel materiale, lo sviluppo finale e anche gran parte del valore aggiunto di quelle piantine, in modo che domani ci possa essere un mercato vivace di produttori di piante adatti a ricostruire le zone distrutte. Devo in particolare ringraziare Veneto Agricoltura che sin dall'inizio ha creduto con noi in questa fiera e ci ha permesso con le sue competenze, gli scienziati, i tecnici, i professori, i rapporti con enti importanti come anche l'Università di Padova di riuscire a darci quei contenuti, perché noi offriamo il contenitore ma i contenuti erano fondamentali. Infatti, cosa ha capito della tempesta Vaia? Io dalla tempesta Vaia ho capito che bisogna rispettare l'ambiente, il cambiamento climatico è una triste, drammatica realtà e che noi dobbiamo soprattutto tenere conto di politiche della montagna che creino sviluppo in montagna, ripopolamento. Da qua nasce la nostra proposta che faremo in tutti i modi, insistendo con adeguata lobby, delle esenzioni fiscali per ridurre i costi di gestione di un'impresa e di vita di una famiglia, per portarli a quello che è il livello della pianura, così tutti potranno venire a investire qui in montagna, non solo qui nelle Dolomiti ma in tutta Italia, e creare sviluppo economico e ripopolamento delle nostre montagne.